Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura incidente mortale a Palermo ed esattamente in via San Filippo, dove un pedone è stato travolto e ucciso da un'auto in corsa. Il 69enne stava attraversando la strada quando una Lancia Y l'avrebbe preso in pieno, sono stati vani soccorsi. È finito in manetta un 46enne a Catania che smontava e riassemblava parti di scooter rubati in un'officina abusiva improvvisata davanti casa. L'uomo era sottoposto ai domiciliari e adesso per lui il giudice ha previsto la custodia cautelare in carcere. Gelosia e follia a Biancavilla, dove un 37enne ha incendiato l'auto del suo rivale in amore. La compagna gli aveva confidato di nutrire sentimenti per un'altra persona, tanto da volere la separazione. L'uomo ha deciso di vendicarsi, ma è stato incastrato dalle telecamere. Arrestato pregiudicato a caccia nelle campagne di Acate con un fucile a canne mozze. A tradirlo sarebbero stati gli spari che hanno fatto scattare l'ispezione nella zona. Nonostante il tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a fermarlo. E in conclusione il sud di Palermo, Messina ed Enna in prima linea per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Mercoledì nel capoluogo ci sarà la sottoscrizione di un protocollo. L'intento è quello di adottare azioni condivise per prevenire qualsiasi forma di violenza o discriminazione. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.